importante dopo un periodo difficile per l'Infinity Godego di Paolo Marotta nel precedente incontro al Palafranchetti di Mestre. Oggi a Tomboli invece arriva il Pupi che ha fame di punti salvezza. Benvenuti alla Belbote Arena con Udino Baggio per Roploz. Buonanno avanza sulla sinistra, se barra a chiudere quello spazio. Allora Buonanno guarda il compagno, poi va direttamente in porta. Wally la vuole a destra Massarotto, si rialza anche Sebbar. Wally va da solo e si crea così lo spazio, una finta verso la porta. Marotta corre alle spalle Buonanno, cercare di portare via un uomo, ancora Marotta da lontano, la conclusione. Wally arriva al raddoppio di Buonanno, Wally non si accorge, poi l'Infinity Godego perde palla, allora Pupi con Buxa che vince ancora in pallo. Buxa, l'uscita provvidenziale di Prosdocimi che chiude. Medina a cercare Nicolini in avanti con la testa Buonanno. Massarotto, ancora palla rossonera con Sebbar sulla sinistra Nicolini, 3 contro 2 in area, Nicolini a cercare Massarotto sul secondo palo. Nicolini, movimento di Medina, ancora dietro Sebbar, doppio passo, va via sulla sinistra, tiene in campo il pallone, palla al centro, tutto solo Nicolini, stoppa e conclude sul secondo palo, il numero 3, Ezechiel Nicolini, colui che inizia l'azione, la chiude e porta in vantaggio la squadra rossonera. Rincorsa di Pasquale Marotta con il suo sinistro violento, Sebbar sulla linea di porta, riparte con Massarotto che d'esterno serve, Medina palla al centro vicino al palo, occasione. Nicolini 1-0 fin qui la Belbote per i padroni di casa, ora Buonanno guardi in avanti, verticale dalla Valle che protegge, aspetta l'inserimento di Sabatino sul primo palo, ci mette il giro dietro, poi c'è Bortolotto che va incontro a Dalla Valle Bortolotto, ancora al sinistro di Dalla Valle a cercare il primo. Wally cercare Sebbar in avanti, il destro di Dalla Valle concede palla al numero 6, maglia rossonera che appoggia per Kuc, occasione infinita sul giocatore in area, servito Marotta da fuori. Arriva un blocco del Pupi, allora Marotta lo sfrutta, cerca il primo palo, è rimasto immobile a specchio le due squadre con le due linee a 3, attenzione palla addosso al giocatore del Pupi, servito dal limite Bortolotto, occasionissima Pupi. Per 1-0 per la squadra di Paolo Marotta, la Belbote mette sulla destra, avanza Marotta, se ne va via così su Nicolini, Marotta verso la porta, Prosdocimi, palla viva Dalla Valle, pecca in pieno volto Davide Prosdocimi che... Buonanno, Marotta sulla destra. Lo aspetta Wally, interno di Marotta, palla al centro, Bortolotto e Tilendi, 2 volte Tilendi, Massarotto prova ad andare via, rimessa laterale Godego, che ingresso da card di Tilendi, doppia parata da incorniciare, alla lunga Marotta ci mette la testa anche Nicolini, però non è preciso, allora Marotta si avventa così sul pallone, dal limite Buxa, Nicolae Buxa, il mancino in buca d'angolo del numero 11. Passaggio teso a Massarotto, costretto ad andare di prima, Sabatino intercetta, ripartenza Pupi dal limite con Buxa verso la porta e Tilendi, 2 volte Tilendi in ginocchio. Valle, Sabatino si stacca, va incontro, Sabatino il controllo, il mancino e Tilendi in 2 tempi. Sabatino in barriera, fischia il direttore di gara, Sebbar vicino da Wally, c'è Buxa che lo attende, allora Wally si accentra, Wally taglia tutto il campo, il destro velenoso, Sabatino è sbilanciatissimo l'Infinity Godego, allora Dalla Valle sul secondo palo c'è Buonanno, Dalla Valle cerca Buonanno che stoppa il pallone, non conclude, Buonanno poi litiga al centro dell'area, 2 volte Tilendi, si salva l'Infinity Godego, ma che rammarico per il Pupi che poteva andare in vantaggio, occasione enorme, non sfruttata dai ragazzi di Mister Vincenzo Bottini, allora Sebbar subito dall'altra parte, Sebbar accelera così su, Dalla Valle palla a rimorchio dal limite Medina, una finta incrocia, vantaggio Infinity Godego, la legge durissima, gol mangiato, gol subito e 2-1. Sabatino, Buxa spara alla porta, Buxa ne salta uno, poi riesce di nuovo a servire Sabatino, l'inserimento di Sabatino, si chiude il triangolo fra il numero 11 e il capitano in maglia 3 che fa 2-2 alla Belbote. Buonanno perde di vista il pallone, Kuc prova ad intervenire, palla ancora in maglia bianca ora da Buonanno, Dalla Valle scappa sul secondo palo, Buonanno lo cerca, Wally interviene, ma non basta perché la palla resta lì, è sbilanciato l'Infinity Godego e Buxa sfrutta l'occasione. Wally cerca Kuc, si chiudono come 2 porte dell'ascensore i giocatori del Pupi, allora ripartono con il numero 11 Buxa, attenzione, il fallo da dietro di Kuc, sanzionato dal direttore di gara con il cartellino giallo che è il secondo. Tira il pallone con Sabatino che va a lungo, lo fa male invece questa volta il Pupi, Sebbar prova a saltare Buxa, ce la fa sulla sinistra, Sebbar verso la porta, Sabatino, laterale di destra, attenzione perché c'è il taglio di Marotta, servito in verticale Marotta contro Tilendi, lo salta Marotta, raddoppia il vantaggio il Pupi di Vincenzo Bottini, 4-2 alla Belbote Arena, palla dietro
Medina non va in pressione. Allora è finita! Dal parquet della Belbote Arena di Tombolo suona la sirena. Il risultato dice 2-4 per gli ospiti, che se ne vanno con i 3 punti. Formazione scaligera che ribalta la sfida grazie a Marotta e Buxa e ottiene 3 punti chiave in una zona bollente di classifica.